1. Ok, io guardo se siamo in diretta sul canale. Ok, dovremmo essere in diretta. Ok, siamo in diretta, eh? Mi senti? Ok, ora ti mando in diretta. Io vai lento con le immagini, con i movimenti perché sei in diretta. Giova, sto staccando, vado su di me. Cercati una inquadratura e cambio. Sei in diretta. Giova. Ichnos. No. No. Sto staccando o vado io in diretta? No. Vai tu. Gio, attacco io. Sei in diretta. Gio, stacco.
anche chiudere qui a noi. Quando viene cassonetto con le Sì, libero. Sì. Sei in diretta? Inquadro qua. Vado io in diretta. In diretta.
Già ti seguo io, ti vedo. Però
tutti inclinati. Vai. Tu sei già in diretta. Sei già in diretta. Quale cinghiale, Ale? Stacco da te e vado io.
Io ho messo purtroppo sopra di me in testa. Tirando per il testa. Io vado all'inizio del corteo. Vai, in diretta. Lo entro io.
Siamo in doppia immagine. Siamo in doppia immagine, ci vediamo tutti e due. Quando impalerai è troppo tardi. No, sei con i vigili? Dobbiamo allontanarci. Vado io adesso. Sono io da me.
Giochi in diretta, sono io che ti sono io. Vai in diretta. Io seguo su Bundo di Orania adesso. Vai in diretta. Tu sei alle grazie, alla stazione. Io sono con quelli di Orani. Ci sei? Adesso la prendo io, Sono io. Io sto seguendo Orani. Come vuoi. Ci sei? Ti mando un po' in diretta. Ora stacco, vado io. La inquadratura? Poi sull'esibizione che hanno Tintinato. Li vedo io, non li vedi tu. A giocarlo. Entra su Facebook e dimmi come stai. E come fa? Aspetta. Oddio, a me mi arrivano. Quando si è fatto una. Si è slogato il piede. Qual è? Sì, direi. Lo stacco e vado io.
cosa va? Ho finito che ci sono io. Sta arrivando a Sorgo. Ce li ho io a Sorgo. Sì. Tu rimani alla stazione. Sì, sono in mezzo al gruppo di solito. Sì, e io prendo all 6. Vai. Sei in diretta. Vabbè, mi sto in cambio immagine, poi la riprendo io. La riprendo io adesso. Ti stacco. Attacca. Stacca giù. Attacca. Inquadrati l'esibizione che stanno facendo. Lo vedo io che è a terra. In piazza della stazione, dove sei tu? Non ti allontanare così tanto, sennò rischiamo. Ti do il segnale. Ti do il segnale. Stacca. Aspetta che c'è un'esibizione. Vai. Ci sei? Sì, ti vedo. Comunque diamo un po' di stazione. Sì. Questo secondo secchi, stacco.
ma segui, dice va. Perché io sto seguendo qua un'esibizione. Giù, stacco. Fai qualcosa? Attacco? Attacco? Attacca. Attacco. Sono i capi. Aspetta che sto prendendo questo. Sì, sì, in diretta. La bruciamo per guarnizione! Attacco. A trampa l'atto viao! C'è guarnizione la bruciamo! La guarnizione a Bruciao! È pena! E venni a si passare! Giù. So che si sta staccando la batteria delle cuffie. E il posare San Maddalena! Ho sentito un messaggino. E venni a si passare! San Maddalena, sì! Hai posato! Hai qualcosa che stacco? Vai, sei in diretta. Stanno arrivando i mamuttoni adesso, io li seguo. Avvicinati, avvicinati. Sì, però questi movimenti con l'obiettivo io va proprio... Esatto. Vado io sul mamuttone, stacco. Cercate qualche immagine. Vado a mancare un pochino. E allora avvicinati vicino alla stazione e pigliati mamuttone. E io già ti vedo, vai. Sì. Vai. Vai, vai, segui loro, segui loro, segui loro. Ce li ho io i mamuttoni. Ok, perché sei in diretta. Che fa? Vado io, stacca. Vai. Attacco io. Sì.
avvicinati. Così prendi il calore. Hai qualcosa? Un po' di telefonico. Ci sei? Sì? Sei in diretta. Allora, sei in diretta tu. Stacco. Gli ultimi sono quelli di fuori, quelli che si arrampicano, dopo i mammutoni. Sì, sì. Tu dove sei? Ma non sto inquadrando niente. E non c'è niente da inquadrare, dove? Ce li hai mammutoni? Tu? Vai, sei in diretta. Non è che già si vede bene. Girati di spalle, spostati, ti sto dicendo. Mettiti. Ce li hai? Vai. Vai un po' davanti, mettiti in mezzo un po', vai. Senti. Bello. E te li inquadri da davanti. Girati adesso, ruotati e torna tu a marcia indietro. Vai che sei quello che si vede bene. Inquadra anche mammutone. Stacco. Sostegni e l'ultimo gruppo che c'è l'ambulanza che tira. No, tu continua a scendere, vivremo fino alle grazie. Io ti seguo adesso. Adesso ti raggiungo, cercati, adesso tiro la linea, stacca e così ti raggiungo. La tieni tu per qualche minuto la linea. Dai, occhio la signora qua, occhio, occhio. Occhio alla signora. Aspetta un po', ti prendo la linea. Gio, vai in diretta? Sì, deve venire! Vabbè, io mi avvicino intanto. Stacco e attacco io.
qualcosa? Ti do la linea, attacca. Sei morto, oh, è tanta crata, Giovanni, sai che siamo un professionisti. Tu vuoi fare le cose in grande, ma non puoi. Adesso vado io in diretta e ti sto inquadrando. Io vado io avanti ai mammutari. Sì, di dietro. Hai qualcosa? Cosa? Ecco, attacco la linea, ti do la linea. Sei scappato? Sei in diretta, eh? Mettiamo dietro di lui. Ora ti do la linea. Lo vedo, lo vedo. È un po' pesante. Dai, non mi dà, ragazzi. Stacco. Gio. Giovanni. Stacco. Vai. Io scendo un pochino più. Se trovate di state tanto prendete Ci sei. recupera strada. Gio.
lo stacco. Quando fai così sei entrato in mezzo al ritto, io non vedo più il guidatore scusami. e mi fai sbagliare. Scusami. Non entrate in mezzo al ritto. Ti stacco, ho problemi con il cavetto, devo spegnere forse l'Osmo Pocket. Quindi anche a noi. Vado io un attimo in diretta. Fermo così, fermo così. No, sono i disponi. Dietro davanti all'ambulanza. Però un attimo perché ero fermo. Ti do la linea. Ah, ti vedo, ti vedo. Aspetta, c'è Claudio, ce la fai la Becky, guarda qua. Becky, guarda qua. In diretta. Adesso andiamo avanti. Glielo chiediamo.
ora attacco io. Sei in diretta? Non le vacche sta vostra, no, cosa pezzina? Non ti mettere in mezzo. In diretta. Sì, sì. No. Giusto. Stacco.
Non è poco. Sì. Secondo me un po' Andiamo qua, venite qua. Andiamo esibizione! E nasce lì a mo'! Stacco. Con un motore di pistone! E nasce lì a mo'! E il pistone sul motore! Questa è esibizione! Stacco. Sta tutto. Attacca. Sì. Ricordati che stiamo dicendo le grazie. Io mi metto lato grazie adesso, ok? Io mi metto lato grazie delle grazie. Girati di spalle in quadra ti sta scendendo, non da davanti. Girati di spalle. Ecco, bravo. E poi la prendo io la linea e ti metti tu davanti. Va tranquillo. Stacca. Vai, cercati posizione dopo le grazie. Attacca. Sei tu in diretta, eh? Vai avanti, vai avanti. Stacca.
stacca. Al chiosco delle grazie. Al chiosco delle grazie. Stacca. Ci sei tu. Io proseguo al corso. Sì, vai. Bravo! Io sono al corso. Io vado all'incrocio del corso, nel primo incrocio. Sì. Cosa? Dove c'è l'incrocio dove più avanti. E qui vado, sono dietro di te. Dai, prendo io. Vai. Adesso attacco io.
vabbè, noi io in diretta. Vai in diretta. Vai in diretta. Vai in diretta.
Fanno giù in fondo, Sinistola, avanti. Sinistola. Adesso dovete fare un po' di testa fino ad arrivare alla parte bassa. Ok, Sinistola. Giù, impegnati, giù, nella parte bassa. Tutte le maschere si concentreranno giù. Usà e Sugundu, Leorane. Dai. Eccoli qua. Beh, però un applauso lo potevate fare, Eccoli qua. Fino a giù, voi andate fino a giù in fondo. Ok, allora grazie su Mundu Leorane, aspettiamo l'altro gruppo di maschere. Facciamo fare l'ingresso ad Austis. Aspettiamo l'arrivo di Austis. Marco Moi dello staff. Marco al palco. Marco. Giacomo, eccolo, grazie. Marco Moi, per favore. Marco. Fare il giro da gioco. No, devo fare il giro da fuori. Vai. Con le quattro. Allora aspettiamo Austis su scuola Milano, se non facciamo l'ingresso in piazza, completare la loro partecipazione. Sono noi gruppi che stanno due voti, devono esemplari sono 12 associazioni che rappresentano il gruppo dell'animale di tutta la famiglia.
Pensava che lei che stava in un posto. È passato obbligato. Tutte le case entravano, le facevano tutte le domande, che davvero poi detto questo si coperto professare questa cosa
E questa era la conclusione dell'associazione Maimones, Muronardos e Quintos di Orsay. Tanto comincia ad entrare anche Sescusotto di Teti, facciamo volare anche Teti. Vi ricordo alle 22 su questo palco ci sarà il concerto voce e pianoforte di Piero Marras. Vi aspettiamo numerosi qui in piazza. Ci sarà la possibilità di mettere un piccolo parterre di sedie, dalle ore 21 verranno posizionate, alle 22 inizierà il concerto di Piero Marras, voce e pianoforte sul recital. Allora facciamo accomodare Teti ragazzi, entriamo dentro così, ricordatevi, Mauro ricorda che l'acqua da quella parte per tutti, che con questo caldo e questi abiti Susanno Reddu e Sescusotto di Teti, e poi avremo il Arrasecare di Lodine, l'associazione Esateula, che è un'associazione che si occupa di tutti gli aspetti culturali del paese. Accomodiamoci, facciamo entrare Lodine, ricordiamo il punto ristoro dell'acqua e naturalmente il carnevale a Lodine con i loro rituali. Maimone Carrasecare, Suziomo, uno dei giorni importanti, il mercoledì delle ceneri, dove si svolge con queste figure suggestive che attraversano il paese con una serie di maschere di legni, di pero, di fico, di pero selvatico. Vai!
La benzina è barata. Rifornimus e sastammata. Si gimmus. I sastammata rifornimus. Amo Mattia Melonetta. Acero e Manzano. Amo Mattia Melone. Essa sono le pace. Amo Mattia Melone. Su naso non che pone. Essa sono le pace. Non che pone su naso. E questo era il rito del suo Garasegare di Lodine, dell'associazione Esateula. E adesso facciamo liberare l'ingresso, per favore. Lodine, se avete bisogno di ristoro acqua da questa parte, mentre questi suoni cupi dei campanacci, questi suoni cadenzati ci anticipano l'arrivo dei Mamutones e i Socadores di Mamoiada. Ed eccoli, Mamutones e Ispadores di Mamoiada, dell'associazione culturale Mamutones e Socadores. E anche lì vorrei fare un applauso di saluto. Ecco, Piera ha preso in pieno. La prima vittima del Socadores è Piera. Ecco, col Mamutones e Mamuiada che ci faranno il rituale finale. Ringraziamo naturalmente con loro tutte le maschere, ma avremo ancora dopo Mamoiada Fonni che conclude questo appuntamento. Adesso godiamoci il rito antico, ancestrale, suggestivo dei Mamutones. Poi vi ricordo, Mamutones, che se avete bisogno dell'acqua da questa parte a fianco al palco è a vostra disposizione. Anche il pianoforte, che bravi che sono, che forza, preciso.
grazie per questa bella occasione che ci ha offerto l'Associazione Culturale Mautone Eso Adores di Mamoiada. Grazie, potete andare anche verso la parte bassa della piazza. Intanto vi ricordo alle 21, proprio qui, alle 22 scusate, allestiremo la sala con un parterre di sedie per assistere al recital, al concerto voce e pianoforte di Piero Marras. Una bella occasione per ascoltare la musica d'autore di Piero, ma anche i suoi racconti, la sua storia artistica, insomma un incontro estremamente piacevole da non perdere qui a partire dalle ore 22 su questo pianoforte, la voce di Piero Marras. E adesso la conclusione con Hurtos e Buntudos dell'Associazione Culturale di Fonni, lo spericolato carnevale o Arraseare de Omme. E adesso vedremo quali evoluzioni faranno qui in piazza, perché sono veramente imprevedibili. E adesso vediamo il loro ingresso. Hurtos e Buntudos. E questa è un po' la ribellione del Turzu di Fonni, Turzu di Fonni che è guidato, come avete visto, da Buntudos, e questo era un po' lo spericolato carnevale che potrete vivere a Fonni. L'idea di questa manifestazione voleva proprio rappresentare i riti delle principali maschere etniche del carnevale della provincia di Nuoro, invitandovi naturalmente, invitando i turisti, i visitatori, ma anche i nuoresi a visitare nel periodo del carnevale, dalla notte del 16 di gennaio, quindi tutta la giornata del 17, con i fuochi di Sant'Antonio, fino al mercoledì delle Ceneri, in tutta la provincia di Nuoro, in questi paesi che sono stati ospiti delle manifestazioni organizzate in queste giornate. E quindi
i riti che potrete vivere